Il corpo a terra, sul ciglio della strada, a trovare la donna a 67 anni alcuni passanti che si sono fermati ed hanno tentato di soccorrerla. Ma per Benedetta Gallo non c'era più nulla da fare, falciata da un'auto che non si è fermata. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto gli uomini del SUEM 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La tragedia è avvenuta intorno alle 7:30 sul lungomare Trieste a Caorle. Le indagini ora sono affidate ai carabinieri di Caorle e all'aliquota operativa di Portogruaro. La vittima, residente in città, stava facendo una passeggiata come sembra facesse ogni mattina, una camminata sul lungomare, una strada a senso unico che soprattutto in questo periodo non è così trafficata. Benedetta è stata investita da un'auto, su questo non sembrano avere dubbi gli investigatori. Sul corpo della 67enne ferite e contusioni compatibili con un incidente stradale. Non solo, ma anche l'esame del medico legale avrebbe accertato la morte violenta. Ora saranno visionate le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona. L'automobilista, una volta identificato e rintracciato, sarà indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico per diverso tempo. La morte della donna ha subito fatto il giro della città. Il sindaco neoeletto Marco Sarto ha saputo della tragedia. Siamo costernati, ha detto. Io conoscevo personalmente questa persona, era molto conosciuta a Caorle. Mi stringo attorno alla famiglia in questo lutto gravissimo.